Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i napoletani del mondo, a tutti i tifosi del Napoli e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con simpatia ed affetto nei miei siti. Parliamo ancora dell'argomento più importante di questi ultimi tempi, e cioè coronavirus, Covid-19. Forse da ora in poi nulla sarà come prima. Il Covid-19 ha letteralmente sconvolto il mondo e sconvolgerà anche le nostre abitudini, almeno finché non ci sarà un vaccino. Sperando che questa tristissima epidemia finisca presto, la domanda che mi faccio più spesso, e sono sicuro che ve la fate anche voi, è: quando tutto sarà finito, che cosa sarà cambiato dopo questa epidemia? Molti dicono che sarà cambiato poco o niente. Tanti invece dicono che sarà cambiato completamente tutto. Adesso vi dico, secondo me, che cosa cambierà. Naturalmente in base a quello che abbiamo capito in questa pandemia mondiale. E allora, che cosa abbiamo capito sino adesso con il Covid-19? Primo, abbiamo capito che gli Stati Uniti non sono più il leader mondiale. 2, che la Cina ha vinto la terza guerra mondiale, ma senza sparare missili, e nessuno lo ha notato. 3, abbiamo capito durante questa pandemia che il mondo si ricorda e si rivolge a Dio soltanto nel momento in cui ne ha bisogno. Ma Dio è Dio, non è il nostro schiavo. 4, abbiamo capito che la prevenzione salva più vite di quando si agisce all'ultimo momento. 5, abbiamo capito che gli operatori sanitari, gli infermieri e naturalmente i dottori valgono molto, ma molto di più di un calciatore e dovrebbero guadagnare loro tutti quei milioni. 6, abbiamo capito che i bambini occupano un posto privilegiato nella natura e nel mondo. 7, il petrolio non vale un bel niente in una società senza consumi. 8, abbiamo capito anche che la morte non distingue le razze, né colore e nemmeno lo status sociale. 9, abbiamo capito durante questa epidemia, pandemia mondiale, che l'essere umano è opportunista e spregevole. 10, i social media ci stanno avvicinando, ma abbiamo capito anche che sono un modo per creare panico, paura, allarmismo. 11, adesso, dopo questa pandemia mondiale, finalmente abbiamo capito come si sentono gli animali chiusi nelle gabbie dello zoo. 12, i bambini di oggi non sanno più giocare senza internet o la televisione. 13, abbiamo capito durante questa pandemia che tanti, alcuni, troppi, guadagnano tanti milioni in questo mondo e non servono assolutamente a niente a questa umanità. 14, gli agenti sanitari sono soli, abbandonati e dimenticati, eppure sono quelle persone,
quei lavoratori che guadagnando molto meno di un qualsiasi calciatore scarso, sono gli unici lavoratori che non si arrendono mai. 15. Durante questa pandemia abbiamo capito anche che i bambini sono ormai educati come liberi pensatori dai loro genitori. 16. Dopo questa triste pandemia, finalmente iniziamo ad apprezzare i grandi gesti di fiducia, gli abbracci, oppure una semplice stretta di mano. 17. Abbiamo capito che gli esseri umani sono il vero virus di questo pianeta. 18. Durante questa pandemia abbiamo capito sicuramente che senza noi esseri umani questo meraviglioso pianeta che è la Terra si rigenera. 19. Forse la cosa più importante che abbiamo capito, che malgrado internet, malgrado questa grande tecnologia, la scienza e gli scienziati grandi che esistono in tutto il mondo, abbiamo capito che non siamo assolutamente pronti per affrontare una pandemia. 20. Durante questa pandemia abbiamo capito in un modo disgustoso che i politici ne approfittano anche delle disgrazie per pensare alle loro sporche e sudice poltrone. 21. Dobbiamo investire molto di più nella salute, piuttosto che investire in banche fallite. 22. Durante questa pandemia mondiale abbiamo anche capito che i soldi del Vaticano, malgrado le benedizioni del Papa, rimangono sempre al Vaticano, anche quando la gente muore a migliaia. 23. Abbiamo capito che l'Europa, l'Unione Europea, non ha nessun senso. È come se fosse un guscio, ma un guscio vuoto. 24. Un'altra cosa che abbiamo capito durante questa pandemia è che l'alcol è vero che uccide, ma che se messo sulle mani addirittura ti può salvare la vita. 25. Durante questa pandemia mondiale abbiamo anche capito che il digitale e il virtuale sono ancora di meno la vita reale, ma che il contatto umano è necessario, è indispensabile per vivere tutti una vita migliore.